Voleva togliersi la vita come il fratello qualche anno fa, per questo è nata la lite con l'anziana madre che poi ha ucciso a coltellate. Sarebbe questa la ricostruzione dell'omicidio di Marghera. Prima lo scontro con un'auto, poi l'uscita di strada, ha perso la vita così questa notte un motociclista di 37 anni a Jesolo. Nulla da fare per Alberto Facco. 2 giovani vittime di malattie senza pietà. Agnese a 13 anni, appena se l'è portata via la fibrosi cistica. Bartina, 22 anni, di Mira, uccisa dalla talassemia. Maltrattamenti nei confronti del nonno che alla fine lo denuncia e così i carabinieri scoprono a casa di un 24enne di Arcugnano 2 fucili illegali, arrestato. Tremendo schianto frontale nella notte a Santa Maria del Rovere a Treviso. Nell'incidente un'auto si ribalta, 3 i feriti trasportati all'ospedale Cafoncello. Ad Antenna 3 parla l'ex ministro Corrado Clini sulle grandi navi. In questi anni troppe chiacchiere, fu lui a firmare il decreto di stop ai giganti del mare. Il neosindaco Giordani sostiene il progetto del nuovo ospedale nell'attuale sede, ma per la regione ormai è deciso Padova Est, altrimenti ci guarderemo attorno, così ieri sera a 20:10. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano l'omicidio di ieri a Marghera. A quanto pare, da una prima ricostruzione da parte degli inquirenti, voleva togliersi la vita come il fratello qualche anno fa, il reo confesso. Per questo sarebbe nata la lite con la madre che poi l'uomo ha ucciso a coltellate. Questa quindi è una prima ricostruzione dell'omicidio, ma sentiamo i dettagli in diretta al telefono. Ilaria Marchiori, buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. È stato arrestato Mauro Padoan, alla fine ieri nel tardo pomeriggio. È il figlio 55enne di Sonia Padoan, l'anziana di 76 anni che è stata uccisa a coltellate nell'abitazione dove i due vivevano insieme in via Calvi a Marghera, proprio a pochi passi dalla centrale via Trieste. Il 55enne è stato a lungo ricoverato al pronto soccorso, alle prese comunque con tagli superficiali su parte del corpo, dopodiché il trasferimento nel carcere veneziano. È stato ascoltato dagli uomini della squadra mobile che hanno effettuato ovviamente accurati rilievi per cercare di ricostruire la dinamica del delitto nel corso della giornata. Se prima infatti il 55enne, che è insegnante a Dolo, abbia cercato di suicidarsi, fosse distinto, poi abbia rivolto la lama verso l'anziana mamma che cercava di impedirglielo, oppure al contrario la volontà di togliersi la vita sia sopravvenuta dopo il delitto, quello che stanno cercando ancora di appurare gli inquirenti. Ovviamente i traumi lievi riportati che aveva sul corpo potrebbero anche essere riconducibili a una possibile colluttazione avuta con la mamma, che è stata trovata nella camera da letto del figlio. Ci sono segni anche di sangue in cucina, ma il delitto comunque di impeto sarebbe stato consumato proprio nella camera da letto dell'uomo. Poi è stato proprio lui ad allertare le forze dell'ordine telefonando alla centrale operativa della questura, e poi le volanti sono accorse sul posto. Durante la telefonata ha detto: venite subito, ho ucciso mia madre. Da Venezia per il momento è tutto, naturalmente continueremo a raccogliere testimonianze e ulteriori notizie nel corso della giornata. E restiamo nel veneziano perché c'è stata l'ennesima tragedia della strada questa notte a Jesolo. Un centauro 37enne del posto è morto nello schianto tra la sua moto ed una vettura. Sentiamo. Lo schianto attorno alle 22 di ieri sera in via Cavetta Marina, all'intersezione con via Miozzo a Jesolo Lido. Alberto Facco, questo è il nome della vittima, 37 anni del posto, viaggiava in sella alla sua Yamaha 600 quando, per cause da accertare, si è scontrato con una Opel Zafira che sopraggiungeva nella carreggiata opposta. L'impatto violentissimo ha fatto schizzare la moto come un proiettile che prima ha abbattuto un cartello stradale e poi è finita contro una siepe. Le condizioni del centauro sono subito apparse gravissime ai soccorritori del 118 e al medico dell'equipaggio dell'ambulanza non è rimasto altro che constatarne il decesso. La notizia della morte di Alberto Facco, che risiedeva in via Antiche Mura a Jesolo Paese, ha destato profonda commozione.
Gli agenti della polizia locale che ieri sera hanno eseguito i rilievi di legge stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, che potrebbe essere stato causato da un improvviso malore dell'uomo o da una errata manovra dello stesso motociclista o dell'automobilista che viaggiava nella corsia di marcia opposta. Lutto a Crocetta del Montello, nel Trevigiano, per la morte di Agnese Faganello, 13 anni, lottava dalla nascita contro la fibrosi cistica. I genitori, in un ultimo grande gesto di generosità, hanno deciso di donare le cornee. Poche settimane fa aveva sostenuto gli esami di terza media dall'ospedale dove era ricoverata per un aggravamento della malattia, la fibrosi cistica, della quale soffriva sin dalla nascita. Ieri il male ha avuto il sopravvento e si è portato via Agnese Faganello, 13 anni, di Crocetta del Montello. Una tragedia che ha gettato nel dolore la famiglia molto nota e stimata. Il papà Antonio è titolare dell'azienda vitivinicola di Refrontolo, Col Saliz. La mamma Tiziana Lazzarin lavora nell'azienda di famiglia, la latteria del Montello. Nonostante la malattia, Agnese ha sempre cercato di condurre una vita normale come quella dei suoi coetanei, affrontando le difficoltà ed i ricoveri con coraggio e tenacia, e, racconta chi l'ha conosciuta ed amata, sempre con il suo splendido sorriso sulle labbra. Oltre ai genitori, Agnese lascia una sorella gemella. I funerali verranno celebrati domani, venerdì, alle 16:30 nella parrocchiale di Crocetta. E purtroppo un'altra tragedia avvenuta tra Mira e Cassabbioni. Si è spenta a 22 anni Martina, affetta fin dalla nascita da talassemia, una malattia del sangue ereditaria. Sentiamo. Ha combattuto fin dalla nascita contro la talassemia. Alla fine la malattia ha vinto la battaglia che Martina Oldani, 22 anni, di Mira, stava combattendo con forza e determinazione. La giovane viveva con la famiglia a Cassabbioni, tra Malcontenta ed Oriago. Dopo il diploma aveva trovato lavoro come cassiera in un supermercato a Venezia. Poi le sue condizioni si erano aggravate, aveva subito un importante intervento e sembrava che tutto fosse andato bene. Sabato, all'improvviso, la situazione è precipitata e Martina si è spenta. La data dei funerali non è ancora stata fissata, in attesa dell'esito dell'autopsia per accertare le cause della morte. Ed ora la cronaca dal Vicentino, detenzione illegale di armi. È stato arrestato dai carabinieri un 24enne di Arcugnano, ma sentiamo i dettagli di questa vicenda. Al telefono ci aggiorna Vanessa Banzato. Buongiorno Vanessa. Sì, buongiorno. Deve rispondere di possesso di arma clandestina e detenzione illegale di armi e munizioni Alex Pauletto, un operaio di 24 anni residente ad Arcugnano. Il giovane è stato arrestato ieri sera proprio mentre i militari gli stavano notificando l'allontanamento dalla famiglia a seguito di una denuncia sporta dal nonno ottantenne con cui il giovane vive da ben 8 anni per percosse, per maltrattamenti, aggressione e minacce. Il ragazzo infatti da diverso tempo si era accanito contro la figura del nonno e lo aveva sempre picchiato, percosso, lo aveva sempre maltrattato. Ormai il nonno era davvero esasperato dopo questa convivenza definita davvero intollerabile e aveva sporto denuncia ai carabinieri. Era stato deciso l'allontanamento come misura cautelare nei confronti dei nonni materni con cui viveva appunto di allontanamento e era stato trasferito nell'abitazione della madre. Proprio quando però sono andati a notificargli questo dispositivo, i militari nella stanza del giovane hanno rinvenuto sulla scrivania alcune cartucce detenute illegalmente calibro 12 e sotto il letto è scattata la perquisizione. Sotto il letto hanno rinvenuto una doppietta sempre calibro 12, un monocanna Flober del calibro 9, tutte quante armi che il ragazzo stava detenendo senza ovviamente un legale possesso del legale documento. Di conseguenza per lui è scattato l'arresto. Ed ora andiamo nel Padovano, a Conselve. Paura per un richiedente asilo che si è infuriato ed ha minacciato con il coltello un'operatrice. Un bengalese di 34 anni è stato denunciato.
Momenti di paura con Selve, dove un ragazzo di appena 20 anni del Bangladesh, ospite di un'abitazione privata, ha aggredito un'operatrice della cooperativa che gestisce l'accoglienza di una decina di richiedenti asilo, tra cui lui. Il giovane, che lavora come bracciante agricolo e che si era recato negli uffici della cooperativa per avanzare delle richieste, improvvisamente si è avvicinato all'operatrice e le ha puntato un coltello al volto. La pronta reazione della donna, che è riuscita a divincolarsi e a disarmare l'aggressore, ha evitato che la situazione degenerasse e lei stessa è rimasta illesa nella breve colluttazione. Si tratta di una volontaria della Croce Rossa con molta esperienza che ha chiesto di tornare immediatamente al lavoro nonostante la brutta esperienza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accompagnato in caserma il bengalese, che ora verrà espulso dal programma di accoglienza con tutta probabilità e che si era lamentato più volte per il ritardo nella definizione della sua pratica di richiesta d'asilo. Rigettata una prima volta, infatti, ora è in attesa di appello, ma dopo questo episodio molto probabilmente perderà il diritto. Ed ora torniamo a Treviso. Nel prossimo servizio le immagini dell'incidente frontale che si è verificato nella notte in viale Vittorio Veneto. Vediamo. Un violento frontale in piena notte lungo una delle direttrici di accesso alla città più trafficate, viale Vittorio Veneto, all'altezza dell'incrocio con via Ellero, nel quartiere di Santa Maria del Rovere. Pesante il bilancio, con 3 feriti trasportati al Cafoncello. L'incidente poco dopo le 3:30 del mattino. 2 le auto coinvolte, rimaste, come testimoniano le immagini, pesantemente danneggiate nell'impatto. Una si è anche semi-ribaltata in strada. Feriti in maniera seria un 29enne di Carbonera, una 37enne di Treviso e un'altra giovane di 25 anni di Ramon di Loria. Nessuno di loro è fortunatamente in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale di Treviso, intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e alle ambulanze del SUEM 118. Vista l'ora, l'incidente non ha causato conseguenze sulla circolazione. Oltre al soccorso ai feriti e alla rimozione di 2 mezzi danneggiati, è stato necessario ripulire la carreggiata stradale dai frammenti di carrozzeria. Ed ancora a Padova, cronaca con le fiamme che sono divampate nella notte al centro commerciale Giotto. Un principio di incendio partito da un magazzino al primo piano, danneggiati 2 negozi. Sentiamo. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per contenere i danni dell'incendio che ha interessato un vano adibito a magazzino di un negozio al primo piano del centro commerciale Giotto di Padova. L'allarme è stato dato da un vigilante che si è accorto del fumo che usciva dalla struttura già chiusa al pubblico da qualche ora. I pompieri, accorsi con 3 mezzi e 11 operatori, hanno individuato il focolaio grazie ad una termocamera posizionata all'interno di un negozio di abbigliamento. Le fiamme hanno interessato dei cartoni e sono state estinte dall'impianto sprinkler entrato in funzione all'aumento del calore all'interno della stanza. L'acqua riversata dall'impianto antincendio però ha causato la caduta della controsoffittatura di un ristorante che si trova proprio al di sotto del locale dove è divampato l'incendio. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza tutti e 2 i locali. Oggi il negozio e il ristorante rimarranno chiusi. I pompieri ora stanno vagliando le cause che hanno provocato il rogo. L'Ordine dei Medici di Verona ha sospeso per 6 mesi il medico Claudio Sauro, noto per le sue posizioni contrarie alla chemioterapia per la cura dei tumori. Nei confronti del medico era stato aperto un procedimento disciplinare ed arriva ora la sospensione di 6 mesi dell'attività. Si addebiterebbe al dottor Sauro un'imprudente divulgazione via web di contenuti a carattere medico non adeguatamente supportati da dati scientifici. L'avvocato del medico ha dichiarato che ci sono le condizioni per fare ricorso. Sauro, esperto di fitoterapia, proponeva ai suoi pazienti un protocollo di chemioterapia naturale per prevenire e trattare, secondo quanto da lui sostenuto, le malattie oncologiche. Ed ora torniamo a Venezia per parlare di grandi navi. In 5 anni più discussioni che lavori, così l'ex ministro per l'ambiente Corrado Clini, estensore con Corrado Passera del decreto noto come anti-inchini emanato nel 2012 volto a garantire la salvaguardia della laguna. Lo abbiamo incontrato questa mattina a Mestre, sentiamo l'intervista. Il decreto dava un'indicazione molto precisa alle autorità locali competenti: trovate un altro percorso all'interno della laguna che consenta di conservare nello stesso tempo il traffico crocieristico e proteggere l'ambiente. Purtroppo in 5 anni ci sono state più discussioni che lavori.
soprattutto c'è stata una lunga fase nella quale si è pensato che l'obiettivo fosse quello di estromettere il traffico crocieristico della laguna, obiettivo non compreso dal nostro decreto ovviamente, e obiettivo insensato. Ora la soluzione che è stata annunciata in qualche modo dal sindaco Brugnaro è una soluzione possibile, credo. Si tratta di fare in fretta. Per esempio sarebbe molto interessante poter presentare questa soluzione durante il prossimo congresso mondiale del turismo, cioè far vedere come Venezia riesce a conciliare questa grande pressione turistica con la protezione di un ambiente unico al mondo. Ed ora linea alla regia per la pubblicità, noi ci vediamo tra pochissimo con la seconda parte del nostro telegiornale.